Gli agenti della questura di Nuoro hanno arrestato stamattina due cagliaritani di 32 e 33 anni che in trasferta a Mamoiada si sono resi responsabili di un furto in abitazione ai danni di un anziano, un 92enne del paese, che solo casualmente al momento del colpo non era in casa. Il bottino del furto ammonta a 7.000 euro. La segnalazione è arrivata al 113 di due individui che lasciavano la casa del pensionato togliendosi il passamontagna e l'indicazione della targa dell'auto a bordo della quale sono allontanati ha permesso alla sala operativa della questura di Nuoro di diramare una nota di ricerca. L'intervento degli agenti dei commissariati di Orgoso e Ottana ha consentito di intercettare l'auto dei presunti ladri sulla 131 in direzione Cagliari al chilometro 23,400. A bordo del mezzo, risultato regolarmente noleggiato, i poliziotti hanno trovato due cagliaritani di 33 e 32 anni, entrambi con precedenti specifici. Gli agenti nel corso della perquisizione del mezzo hanno trovato alcuni strumenti di effrazione, in particolare una lima e dei guanti in lattice. I due giovani sono stati condotti nel commissariato di Ottana, dove sono stati effettuati ulteriori accertamenti da parte del personale del gabinetto della Polizia Scientifica della Questura di Nuoro. Sono stati scoperti 5.500 euro nascosti all'interno dell'auto, una parte sotto l'intercappedine del volante di guida e l'altra in uno spazio vuoto ricavato tra il cambio e il vano poggiapiedi del passeggero. I malviventi sono stati arrestati per i reati di concorso in furto in abitazione pluriaggravato e per possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli.